Buone stelle da Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Un buon inizio settimana a tutti e ben ritrovati nel nostro angolo dedicato alle stelle. Buon ascolto con l'oroscopo. Ariete, ultime giornate del mese che voi vivete con una bella carica di nuova energia. Una luna favorevole in questo inizio settimana vi dona un'ottima forma e un bell'ottimismo. Se nella prima parte dell'anno avete avuto motivi di tensione, è ora tempo di cercare nuove soluzioni, magari cambiando prospettiva. Toro, settimana che si apre con uno sprint in più per la sfera sentimentale. Le stelle favoriscono i nuovi incontri per i cuori solitari, forse non subito, ma vivrete presto belle novità. Sul lavoro, nonostante qualche tensione, la vostra determinazione vi porta avanti. Quando vi ponete degli obiettivi, nulla può fermarvi. Gemelli, ottimo inizio settimana con il favore della luna in congiunzione che soffia nel segno una nuova energia che profuma di rinnovamento. Per quanto riguarda economia e finanze, le stelle vi consigliano di non fare il passo più lungo della gamba, non è questo il vostro momento migliore. Cancro, alcune situazioni vi porteranno ad esprimere ciò che da un po' tenete nascosto dentro. Sul lavoro e nella sfera privata le cose infatti tenderanno a prendere una piega più colloquiale e regalarvi qualche novità. Puntate sulla determinazione perché potreste arrivare anche più lontano delle vostre aspettative. Leone, anche se solo lunedì stanchezza e stress non tardano mai a farsi sentire, vi sarà richiesto un grande impegno per sistemare in settimana questioni che avete a cuore. Non arrendetevi al primo ostacolo, ma cercate le migliori soluzioni ai problemi, sarà più facile uscirne vittoriosi. Vergine, poco equilibrio e una decisa instabilità segnano queste ultime giornate del mese. La settimana si apre con un aspetto ostile della luna e qualcosa potrebbe andare quindi diversamente da come avevate programmato. Sappiate dimostrare le vostre competenze, nelle difficoltà fate emergere il vostro valore. Bilancia, fine mese che saprà dimostrarvi la sua bella energia. La settimana tenderà a partire oggi con una Venere non proprio favorevole, pronta ad accentuare i contrasti. Il cielo per le emozioni però è in generale favorevole, molto presto metterà in evidenza la forza dei sentimenti. Siate pazienti e date tempo alle cose. Scorpione, vi si richiede ancora in questa ultima parte del mese di saper far emergere il vostro spirito di adattamento. Non tutto è andato come previsto e qualche insicurezza vi ha impedito di fare quel passo in più in avanti. La chiave sta nell'organizzazione, riflettete sugli ostacoli e studiate bene le alternative. Sagittario, se fino ad ora le vostre incombenze e i pensieri hanno tenuto chiuso la porta sul mondo esterno, ritorna ora in voi la voglia di socialità. Sul lavoro e nello studio saprete far emergere la vostra determinazione, gli ostacoli non vi coglieranno impreparati, la vostra organizzazione si dimostrerà fondamentale. Capricorno, il periodo vi sorride, così anche le stelle, in particolare Venere in congiunzione, che vi rende più romanticoni che mai. Anche in campo pratico non mancheranno belle opportunità da cogliere al volo, solo se saprete agire nel modo giusto però porteranno ai risultati sperati. Acquario, un cielo pieno di novità e cambiamenti apre questa settimana, ottimo per coltivare nuovi progetti, un po' meno per chi sta svolgendo diverse cose contemporaneamente e sarà costretto ad una scelta. Se inizialmente tenderete ad arrancare, con il tempo e l'appoggio di Giove il successo sarà vostro. Pesci, protagonista di oggi è la bella Venere in aspetto favorevole, pronta a regalarvi tutto il grande affetto che meritate. Lasciate da parte dubbi e incertezze senza fondamenta, perché le stelle vi assicurano la presenza intorno a voi di persone leali, soprattutto la vostra dolce metà. È tutto per il nostro oroscopo di questo inizio settimana, vi auguriamo buona fortuna! Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Radio.0